60 uomini all'incirca tra carabinieri e polizia, con l'utilizzo anche di personale di reparti specializzati che hanno effettuato le verifiche dalle prime ore di questa mattina. Camionette della polizia, auto dei carabinieri, artificieri, unità cinofile, Favaro Veneto ma anche Marcone e Campalto, una mattinata di controlli e perquisizioni a tappeto, forze dell'ordine fianco a fianco. Si parte dal campo di via Vallenari per raggiungere poi le altre località di residenza di individui di etnia Sinti. Ancora una volta nell'occhio del ciclone, ancora una volta sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti per scovare prove e tracce di reati predatori. L'operazione sicurezza scatta poco dopo le 7, disposta dalla procura. Punto di partenza l'indagine sui colpi di pistola esplosi il 28 novembre scorso in via Vallenari. L'arrivo in massa di agenti militari non passa inosservato. Ci lascia abbastanza stupiti questa perquisizione, in quanto in occasione della sparatoria del 19 e 20 novembre del 2012 furono proprio i miei assistiti a telefonare alle forze dell'ordine richiedendo il loro intervento in quanto avevano udito questi colpi d'arma da fuoco. Quello che al campo non sanno è che l'indagine sulla sparatoria è solo uno degli obiettivi. L'episodio accaduto a novembre comunque è un ulteriore spunto per effettuare è stato un ulteriore spunto per effettuare il controllo, che ha avuto però anche degli obiettivi di altro tipo. E i frutti delle perquisizioni preventive arrivano. Tra Favaro, Marcone e Campalto agenti militari trovano e sequestrano arnesi per lo scasso, pistole scacciacani, persino una sciabola e poi alcuni capi di abbigliamento di dubbia provenienza, probabilmente illecita secondo gli investigatori. Elementi e tracce ora al vaglio, in arrivo nelle prossime ore delle denunce. Nuovo capitolo di una vicenda, quella del campo Sinti, al centro di polemiche da sempre, anche se sono le stesse forze dell'ordine a puntualizzare. E non bisogna fare una generalizzazione, nel senso che bisogna verificare le singole posizioni. Ci sono persone che si comportano onestamente, altre sulle cui stiamo facendo attività investigativa. Intanto il lavoro costante di polizia e carabinieri continua ogni giorno, con le difficoltà di coprire un territorio vasto e complesso, e nella lista non c'è soltanto via Vallenari. Tutto è sotto oggetto della nostra attenzione, dalle zone critiche a quelle che possono sembrare anche meno critiche.